Buongiorno, ci troviamo nel parco archeologico di Montessu, nel comune di Villaperuccio. Siamo nel sud-ovest della Sardegna. Montessu, con le sue oltre 40 Domus de Janas, 2 nuraghi, circoli megalitici e menhir, è indubbiamente uno dei contesti archeologici e fruibili più importanti di tutto il Mediterraneo. Ben 6.000 anni fa già si cominciò lo scavo di queste tombe che dovevano accogliere i defunti che erano accompagnati dal loro corredo funerario composto da vasi, ciotole e soprattutto da statuine di Dea Madre che dovevano propiziare delle nuove nascite. Ma perché è importante Montessu? Importante perché qua 2 grandi fenomeni della preistoria, l'ipogeismo che vede appunto lo scavo delle Domus de Janas e il megalitismo con i suoi circoli, i menhir, delle tombe appunto fatte con grandi lastre, si incontrano attorno al 3500 a.C., quando l'uomo ancora non conosce l'uso dei metalli, arriveranno insomma circa un millennio dopo. Ed è proprio qua appunto che agli inizi degli anni 70 il professor Enrico Azzeni cominciò a scavare i primi ipogei che hanno restituito tanti materiali oggi esposti in parte nel Museo Archeologico di Cagliari, in parte nel Museo Archeologico di Sant'Adi, un comune appunto vicino a quello di Villaperuccio. Noi vi invitiamo a venire perché oltre appunto alla bellezza e l'interesse scientifico di questo sito troverete un bellissimo paesaggio, una bellissima cornice ambientale con grandi spazi aperti dove potrete appunto passare una bellissima giornata in compagnia della vostra famiglia e dei vostri amici.